C'entro anch'io, c'entro anch'io. Ben ritrovati, apriamo questo appuntamento con Centro Anch'io con questa collana in pasta vitrea, oro e pietre dure conservata all'interno del Museo di Santa Giulia. Questa collana fu scoperta all'interno della tomba 87, rinvenuta tra il 1994 e il 1996 sulla strada di collegamento tra Leno e Porzano in località Campo Marchione. La collana in pasta vitrea, cristallo di rocca, oro lavorato a filigrana e pietre dure è uno degli oggetti caratteristici delle sepolture femminili d'alto rango, insieme alle fibule a staffa, agli orecchini a cestello e alle fibule circolari o ad esse. Il corredo denota infatti una preferenza per una grande quantità di oggetti, tralasciando la loro preziosità, al contrario degli uomini, le cui stesse armi avevano impugnature in oro e decorazioni in argento, realizzate con la tecnica della damaschinatura. Allora questo lo conoscete, sì, ogni drit è il gal soro ers, ovvero, andiamo un po' a sentire. Mary e Giulia, Mary di Paeste, un buongiorno. Paeste, bellissima. Esatto. Provincia di Salerno, luoghi archeologici. Tanta storia. Tanta storia. Pure qua a Brescia c'è tanta storia, magari quella da studiare. Tu che classe fai? Quarta. La quarta, tanto studi? Sì. Qual è la materia che più ti piace? Matematica. La maestra più antipatica? Non lo so. Brava, non si espone di fronte alle telecamere. La sua è bravissima. Bene, senti Mary, e il dialetto allora, vediamo un po'. Ogni dritta il gal soro ers. Vai, ogni dritto. Ogni dritta c'è il verso giusto. Ma c'è anche il... c'è il dritto e c'è il... Rovescio. E qual è? Cioè praticamente c'è il rovescio della medaglia. Esatto. Lei di cosa si occupa? Tu di cosa ti occupi, Mary? Vendo lampade. Lampade. Beh, allora, e qual è il dritto e il rovescio nel vendere le lampade? Clienti? Esatto. Sono esigenti? Eh sì, il grande lavoro è proprio fare l'intermediario. Il signor Ciro e la signora Patrizia da Napoli, ma ormai residenti a Brescia da tantissimi anni, vero? Sì. Allora, interroghiamo il marito? Ogni drit è il gal soro ers. Ogni dritto è il suo rovescio. Bravo. Beh, questa non è difficilissima. Cosa insegna questo proverbio, dai? Che ogni cosa ha il suo verso, il suo perché. Che va indagata completamente per capire l'importanza delle cose, insomma, la vera verità. Sì. È una persona saggia. Di che si occupa lei, Ciro? Io sono magazziniere di una ditta di antinfortunistica. Allora salutiamo i colleghi, ma soprattutto i capi, sempre, così magari arriva anche l'aumento di stipendio, Ciro. Saluti i capi allora. Ogni dritta il gal soro ers, cara Roberto, ovvero? Ogni dritto ha il suo rovescio. È vero. Bisogna indagare sempre a fondo sulle cose, no? Sì. Va bene, grazie, auguri. Arrivederci. Ogni dritta il gal soro ers. Beh ragazzi, questa è facilissima. Ogni dritto ha il suo rovescio, ovvero l'altro lato della medaglia, come si dice anche in lingua italiana. Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia. Rimanete qui su Teletutto, anche per oggi abbiamo finito. Appuntamento alla prossima. Ciao, ci sono i ragazzi, vediamo se oggi riescono a capire la nostra parolina dialettale. Arrivederci. Ciao Irene, tu sai che cos'è la gratarolo? La mamma la usa in cucina la gratarolo? Sì, e quando la usa? Cosa serve? A grattare il formaggio. Sì, la gratarolo la grattugia, per grattugiare il formaggio. Ciao nonno.